Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione sportiva. Bene, questa è una puntata davvero speciale per Sport in Casa, intanto perché insomma abbiamo tre ospiti, tre tenori del calcio dilettantistico di casa nostra, ma al di là di questo è una puntata in cui faremo chiarezza, in cui daremo risposte ben precise, spazzeremo via un po' di dubbi, un po' di voci che si sono rincorse in queste ultime settimane che riguardano il Cartigliano Calcio. E allora iniziamo subito con il presentare i nostri tre ospiti. Partiamo da Augusto Compostella, presidente del Cartigliano. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Giovanni Panni, vicepresidente del Cartigliano. Buonasera. Buonasera a tutti. E Alfio Pizzato, anche lui vicepresidente della squadra biancazzurra. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo la triade, diciamo i tre imprenditori che sono un po' il simbolo, il diciamo punto di riferimento a Cartigliano di una dirigenza che, lo ricordiamo, è composta da 8 persone che con il loro impegno, con la loro passione e professionalità stanno veramente compiendo da anni una serie di, chiamiamoli, miracoli sportivi, e così insomma lo dicono i numeri, lo dicono i fatti. Insieme chiaramente ai tre ospiti che ci sono qui andiamo a nominare Beppe Baggio, Leopoldo Torresin, che è anche direttore sportivo, Bruno Scalco, Giuseppe Cuman e Ruggero Correzzola. Insomma, questa è la grande famiglia del Cartigliano. Però partiamo adesso con delle notizie ufficiali, notizie importanti. Presidente Compostella, insomma, vogliamo dare qua in diretta a Sport in Casa intanto la prima notizia, l'ufficialità che Alessandro Ferronato rimane allenatore del Cartigliano. Confermo al 100% della... Quindi il mister rimane, insomma, al 100%. Il mister rimane. È una scelta importante, insomma. Rimane il mister e tutto lo staff tecnico dell'anno scorso. E questa, insomma, avete sentito, è la prima notizia importante. Perché abbiamo chiesto l'ufficialità di questa notizia? Perché sono settimane, mesi che si rincorrono voci, lo abbiamo detto all'inizio. Una di queste riguardava proprio l'addio di Alessandro Ferronato da via Lungobrenta. Invece il mister rimane per il 9º anno consecutivo alla guida del Cartigliano. Vicepresidente Panni, c'era un'altra voce insistente che insomma ha coinvolto un po' tutto l'ambiente, cioè quella di una possibile fusione con il Bassano. Addirittura in tanti hanno parlato di un Cartigliano che sarebbe stato sul punto di cedere il titolo al Bassano, ripartire da una categoria inferiore. Vogliamo anche qui fare chiarezza: il Cartigliano farà la Serie D e andrà avanti da solo. Beh, il Cartigliano a oggi va avanti da solo. Ci siamo riuniti tutti insieme, ci siamo guardati negli occhi, perché anche noi si sentiva queste chiacchiere, ma anche telefonate avute anche io personalmente da parte di persone: cosa mi dici, cosa fai, cosa non fai. E poi anch'io nella mia età, a dire, avere delle altre beghe, io mi trovo bene a Cartigliano, non so, facciamo una riunione tra di noi e l'abbiamo fatta e ci siamo guardati intorno. E il Cartigliano rimaniamo noi 8 e portiamo avanti tutto lo staff e tutto qua. Quindi Cartigliano, che avete sentito, rimane in Serie D, chiusa ogni altra possibilità, quindi poniamo fine anche a queste indiscrezioni che circolavano. Il presidente Compostella ha detto che Ferronato rimane, il vicepresidente Panni ha parlato chiaramente di insomma, un Cartigliano che andrà avanti con il suo direttivo, con le 8 persone che lo compongono, e farà la Serie D. Vicepresidente Pizzato, facciamo un attimo adesso, allarghiamo un attimo il discorso un po' al contesto, cioè un paese di poco meno di 4.000 abitanti che decide di andare avanti con le proprie forze, ma è un paese che, adesso non per insomma, essere gentili con gli ospiti che sono presenti qui questa sera, ma è un paese, una squadra, una società che si è fatta conoscere, si è fatta apprezzare in tutto il Veneto. Qual è un po' il segreto di questa storia, di questo percorso che vede voi 8 uniti e intenti ad andare avanti?
La mia sincera è che il discorso del Cartigliano Calcio è partito già da tempo addietro. Io mi sono intromesso in questa società vedendo la sincerità, l'onestà, la correttezza, ed è quello che ti porta ad andare avanti. Il proteggersi e il non proteggersi tra di noi, non c'è uno che parla male dell'altro, non c'è una scorrettezza, e questo, secondo il mio punto di vista, è il metodo per poter andare avanti in un rapporto. Noi siamo un gruppo di persone, da quello che io amo molto, la sincerità, l'onestà e la volontà di stare assieme, e questo è quello che ci fa andare avanti. Vicepresidente Pizzato, un piccolo commento anche su queste voci, cioè davano un po' fastidio, insomma, sentirsi ogni giorno dire il Cartigliano va a Bassano, il Cartigliano riparte da un'altra categoria, il Cartigliano si fonde col Montebelluna, il Cartigliano scompare, il Cartigliano si ridimensiona. Insomma, con tutto il lavoro, adesso torniamo a parlare poi con il Presidente Compostella e il Vicepresidente Panni, ma con tutto il lavoro che fate dava un po' fastidio questo? No. Neanche un po', perché è normale che debbano parlare di noi del Cartigliano. Siamo in Serie D, onoratissimi di essere in Serie D, ed è normale che si parli di nella circostanza del calcio si parla del più, del meno, del cosa e come, però amorevolmente noi facciamo la nostra strada, la nostra percorrenza. Abbiamo avuto dei rapporti, per carità, abbiamo discusso, parlato anche con altre società, è vero questo, ma nulla di così amorevolmente tra amici, ma ognuno fa le sue. Non si è mai andati oltre alla classica chiacchierata. No, anzi, speriamo di poter fare un bel derby in Serie D col Bassano al calcio. Speriamo, assolutamente. Ce lo auguriamo tutti. Assolutamente. Presidente Compostella, facciamo una piccola parentesi, facciamo un piccolo viaggio indietro nel tempo, perché il Presidente Compostella, oltre che essere una figura che insomma ha raccolto grandi consensi anche a livello nazionale, è stato premiato dal CONI e quant'altro per insomma il suo impegno nel mondo dello sport, ma pensate che da praticamente una vita a Cartigliano, da una decina d'anni Presidente del Cartigliano, e adesso glielo chiediamo, ha anche allenato l'attuale direttore sportivo del Cartigliano, cioè Presidente, lei ha allenato Leopoldo Toresin. Ho allenato Leopoldo Toresin e Giuseppe Baggio negli anni 70, quando facevano i pulcini giovanissimi, e ricordi un attimo nella vecchia data, Sì. e sono tuttora i perni della società. Presidente, ma è vero che quando lei poi va in giro per Cartigliano, per le zone insomma limitrofe, ci sono tutti i suoi ex giocatori eccetera che la salutano, la fermano, insomma è rimasto un po' nel cuore di tutti? Tutto vero questo, e purtroppo il saluto è fondamentale nei miei confronti. E quindi insomma grande affetto. Comunque, per esattezza 55 anni che seguo la prima squadra. 55 anni, pensate, una vita intera, una vita nel mondo del calcio, nel mondo dello sport, anche per il vicepresidente Giovanni Panni, grande esperienza, ricordiamo tutti insomma quello che è riuscito a fare nell'epoca dell'Eurotezze, insomma, con questa grande prima Tezze, poi Eurotezze, insomma, quindi con grande esperienza anche in Serie D. Ecco, Vicepresidente, com'è cambiata questa categoria? Com'è cambiata la Serie D rispetto a qualche anno fa, quando insomma lei aveva portato l'Eurotezze nel massimo campionato dilettantistico? Il calcio di una volta col calcio di adesso, che cosa è cambiato? È più difficile adesso o era più difficile prima? Ma è un calcio diverso oggi, è un calcio più veloce, un calcio di tutta velocità e non più la tecnica, quello che fa il passaggio, doppia finta, cioè oggi è più veloce. Allora era un calcio più tranquillo, lo vedevi meglio, ti godevi forse di più il gioco del calcio, adesso ti diverti solo sul risultato. Mi sembra solo che abbia l'importanza il risultato. Credo che insomma... Noi seguiamo spesso insomma, il Cartigliano proprio la domenica durante le partite casalinghe al Fair Play. Vicepresidente Panni, la vediamo però divertirsi in tribuna, vedere il Cartigliano
le fa bene, insomma, vediamo sempre sorridere, esultare, insomma. Certo, io sono appassionato del calcio, si perché vede. per fortuna nel mio essere mi posso staccare da tutti i miei problemi col calcio, mi diverto e assieme con... Vogliamo anche svelare una piccola cosa, magari qualcuno dei nostri telespettatori già lo sa. Lei si trova a Cartigliano per una scommessa, no? Un impegno preso con l'altro vicepresidente Alfio Pizzato. Ci racconta un attimino che cosa è successo? Ma oddio, io da sportivo, non essendo più dentro la tese, perché per motivi non di calcio e non di presidenza, ma perché l'azienda cioè, entrando di soci non è stato più da poter sponsorizzare un tese come che normalmente lo sponsorizzavo io. E si andava a vedere le partite in giro, naturalmente, le partite più importanti, no, la domenica. E mi vedevano spesso andare a vedere il Cartigliano, no? E poi Alfio mi fa... lontano dalla Serie D, no? E lui mi fa, ma quando vieni a Cartigliano? Quando che è andato in Serie D? Ho detto, perché io sono un presidente della Serie D. No? E quindi è nato tutto un po' così. Poi Cartigliano ha vinto l'eccellenza e il vicepresidente Pani ha dovuto mantenere la promessa. Sì, ma me l'hanno chiamato subito dopo 10 minuti che erano promossi, guarda che siamo in Serie D. Va bene, sono qua. Eccoci. Vicepresidente Pizzato, grande motivatore, per chi non lo conoscesse, insomma, una persona, il vicepresidente Pizzato, capace di tirare fuori il meglio del gruppo, il meglio da ogni singolo giocatore. Qual è un po' anche il segreto di quello che è riuscito a costruire il Cartigliano, anche appunto la famiglia, il gruppo, la compattezza dei giocatori, come si vive anche la quotidianità, insomma, sul campo, e poi magari il discorso più importante che ha fatto ai giocatori, al gruppo, non so, in occasione di una partita particolare? Beh, sinceramente ne ho fatti di discorsi importanti e penso che come motivazione ne ho data tanta. Ma non è questo, ripeto, il rapporto che hai e ti viene di momento in momento, la persona è fatta così, di momento in momento ti viene fuori quello che sei te, quello che puoi dare, quello che puoi proporre, quello che puoi fare per... sì, mi piace motivare le persone e mi piace vederli che tirano fuori il suo e che si propongono nella vita o nel calcio stesso, e questo è quello che mi piace fare a me. Vedo che in gran parte ci riusciamo, qualche volta entro nello spogliatoio anche un po' cattivo quando allora mi impongo forte, e questa mi piace tanto. Dopo li portiamo al bar, mangiamo, beviamo, insieme al presidente e vicepresidente, e devo sottolineare gli altri, partire da Baggio, da Poldo, da Cuman, da Scalpo, Bruno Corezzola, e da Corezzola, quanto importanti sono, perché siamo noi tre qua sì, ma loro 5 sono uguali a noi, sono importanti, identici a noi. E questo è un po' il piccolo grande segreto di quello che insomma è riuscito a fare il Cartigliano in questi anni. 8 persone che insomma dedicano tempo, passione, competenze, risorse e quant'altro, e c'è proprio un clima di essere insomma in una piccola grande famiglia, giusto? Ma certamente, ed è questo, guarda, io... E lo percepiscono anche i giocatori, perché sono anche loro i primi a dire è un'isola felice un po' Cartigliano. Ma l'imprenditore come sono io, come sono il vicepresidente o il presidente o gli altri, ripeto, gli altri 5 soci che sono tutti imprenditori, dico, io mi distendo nel calcio, riesco a esternare tutti magari i problemi che ci sono nelle aziende o i nervosismi che ci sono nelle aziende, io nel calcio riesco ad ottenere questo, la pace. E allora, con le dichiarazioni del vicepresidente Alfio Pizzato si chiude questa puntata speciale di Sport in Casa, puntata, lo ricordiamo, davanti... qui c'è la Cassazione, c'è il presidente Augusto Compostella, quindi non possiamo essere smentiti. Conferma di Alessandro Ferronato alla guida del Cartigliano anche per tutta la prossima stagione, conferma, ha detto, anche dello staff, e Cartigliano che andrà avanti con le proprie forze, con le proprie risorse, con la propria filosofia e la propria impostazione in Serie D anche l'anno prossimo. Confermiamo.
Io ringrazio i nostri 3 ospiti, Augusto Compostella, presidente del Cartigliano, Giovanni Panni e Alfio Pizzato, vicepresidenti del Cartigliano. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con tutti voi, lo sapete, è da lunedì al sabato, sempre poco prima delle 20 con Sport in Casa. E allora buona serata a tutti e ci rivediamo lunedì.